Buon pomeriggio e ben trovati al nostro Sicilia 24 Focus di oggi. Do subito il benvenuto ai miei ospiti perché grazie a loro possiamo anche fare una bella introduzione di questa puntata dedicata al tema della lotta contro le leucemie attraverso anche il linguaggio cinematografico che cerca di rendere quanto più possibile le emozioni collegate a quello che per molti può sembrare un destino avverso, ma che in tanti casi si risolve in un destino che ha un lieto fine. Do il ben trovato a Francesco Santocono, che è giornalista, scrittore e regista di questa straordinaria pellicola che si chiama Destini Avversi, che ha ottenuto grande successo negli Stati Uniti e anche in Francia. Buon pomeriggio, Francesco. Buon pomeriggio a te, Roberta, grazie dell'invito. E allora, il braccetto subito con la scienza, e dunque mi collego con l'ospedale Garibaldi Inesima di Catania, dove c'è collegato il direttore dell'unità operativa complessa di ematologia. Buon pomeriggio, dottore Ugo Consoli. Buongiorno a tutti. È sorridente, dottore. È molto bello che un medico che ha un reparto così delicato tra le mani possa sorridere quando si parla di lotta, quando si parla di risultati positivi rispetto alla malattia, questa leucemia che in molti casi piomba nella vita delle persone in attesa. C'è da raccontare tante storie lieto fine. Sì, c'è tanto da raccontare sia in termini scientifici e soprattutto sia in termini umani. Il percorso attraverso la guarigione ovviamente non è fatto solo di terapie, di farmaci, ma è fatto soprattutto di emozioni, e quindi è sempre bello quando ci si avvicina allo spirito dei pazienti che attraversano, delle persone direi, non dei pazienti che attraversano dei momenti così difficili. Senta, dottore, noi abbiamo una linea di collegamento con il nostro pubblico, il 342 7455 005. Le chiedo se poi avrà la voglia di rispondere a qualcuna delle domande che arriverà magari alla nostra messaggeria, perché i temi legati alla salute, come sempre, sono importantissimi per il nostro pubblico, per cui vedo che fa così col capo e allora sarà così magari nella seconda parte della nostra trasmissione. Allora, un film che ha avuto un grandissimo successo, lo abbiamo praticamente lanciato come notizia, come informazione più di un anno fa, quando è stato presentato in pompa magna al Teatro Odeon di Catania. Destini Avversi è un racconto forte e delicato nello stesso tempo, come ci ha abituati in altre sue produzioni Francesco Santocono. Partiamo dal trailer di questo film, eccolo qua. Uno seconda. Hanno colto che facevo così, Voglio parlare col mio pubblico così, era per dire l'altra clip, perché quello lo vedremo tra pochissimo e rappresenta, no, la fase della creazione, la fase della regia, la fase delle risate perché si sbaglia una cosa, mentre il trailer, giuro, è questo qua. Allora tesoro, cosa mi devi dire di così importante? Come lei sa, da quando Saverio è uscito dalla comunità abbiamo ripreso a sentirci. Andiamo, ti presento i ragazzi. Benvenuto nella band. Tu hai mai visto una rockstar che non si fa una canna? Se devi suonare il basso nella nostra band, devi abituarti. Vecchio o nuovo, l'importante è restare in equilibrio. Sei il solito egoista, pensi solo a te stesso. Ma tu davvero pensi che suonare con te sia meglio di stare in mezzo ai tossici? E allora perché non ci torni? Sono mesi che non ti fai sentire. Lei dà una forma di leucemia. Lo superiamo insieme, sai? Se ti ammazzassi io, ammazzerei me piuttosto. Basta, basta! Possiamo cominciare il ciclo di chemioterapia. Devi pensare a te, capito? Ce la farai. Le vincerò tutte queste battaglie, professore. Adesso Saverio ha bisogno di aiuto. Cos'è? Saverio! Vinci la notte.
I destini avversi si trasformano in avversi quando sulla tua vita cade una tegola pesante, con una diagnosi pesante, quella che i medici purtroppo spesso sono costretti a dare ai loro pazienti, molto spesso anche molto giovani, e giovani sono anche i personaggi di questo film. Francesco, chi sono questi ragazzi? Sì, sono due ragazzi che hanno due vite assolutamente diverse, due caratteri assolutamente diverse. La protagonista, Leda, si ammalerà di leucemia, il protagonista, invece Saverio, avrà una malattia dell'anima, qualcosa di più profondo. Abbiamo voluto far incontrare questi due aspetti e vedere come la malattia del corpo può essere affrontata con più facilità, nelle sue difficoltà, con più facilità rispetto alla malattia dell'anima, che a volte è difficile andare a curare. E quindi abbiamo voluto mettere questi due mondi insieme grazie al lavoro di numerosi pazienti che hanno scritto tantissime storie, e abbiamo raccolto tantissimi dettagli per mettere su la sceneggiatura di questo film, e siamo riusciti a trovare un linguaggio molto semplice, facile e soprattutto raggiungibile da più generazioni. È un messaggio comunque positivo, no? Dottore Consoli, so che tra l'altro questa idea è nata proprio dal confronto fra lei e Francesco Santocono, l'idea e poi naturalmente la realizzazione. Il messaggio è positivo, cioè è un messaggio di incoraggiamento che tra l'altro adesso coinvolgerà davvero tutti gli spettatori del mondo, perché questa pellicola ha avuto riconoscimenti internazionali, quindi è stata vista e verrà vista da un pubblico internazionale. Sì, è un messaggio positivo certamente, perché alla fine Leda guarisce e fortunatamente non guarisce solo nel film, guarisce nella vita reale, perché poi alla fine, per quanto noi possiamo la nostra indicazione, la realtà è sempre altrettanto fantasiosa e anche, come posso dire, drammatica. Quindi la storia prende spunto da una storia vera, ovviamente. Leda è una ragazza vera di 18 anni, cui abbiamo fatto diagnosi il giorno prima dell'esame di maturità, e l'abbiamo mandata a fare l'esame di maturità, quindi la storia è una storia vera e Leda oggi fortunatamente sta bene. Quello che è necessario raccontare, ripeto, è il fatto che si possa uscire da questo tipo di gravissime malattie, e si può uscire facendo un percorso, e in questo percorso i pazienti, i familiari troveranno medici, troveranno tecnologia, troveranno persone di supporto, troveranno volontari. Questa storia nasce anche insieme a Francesco, che è la persona che ha dato un valore aggiunto a questa storia. Ovviamente c'è insieme a noi la nostra psicologa, la psicologa dell'Arnas Garibaldi, la dottoressa Mimita Vormina, che ha contribuito in pari misura a quello che è lo svolgimento di questo progetto, ma soprattutto ci sono tutti quegli amici, ormai sono amici, che hanno attraversato questi momenti difficili e che hanno voluto raccontare le loro storie, e hanno anche persino partecipato a quella che è la realizzazione del film come comparse o come attori. Senta dottore, il suo centro, quando si parla di unità operativa complessa, ci si immagina ovviamente di entrare, no? In un universo di competenze. Un paziente che si ammala di leucemia, naturalmente ricordiamo che non c'è la leucemia, ma che ci sono ovviamente diversi tipi di leucemie, quindi diciamo le leucemie, no? Normalmente. Ecco, entra in quel mondo di cura che è fatta di tanti elementi, perché lei parlava della psicologa. È chiaro che la malattia del corpo può anche diventare malattia dell'anima, perché può anche sfociare in qualcosa di pericoloso da un punto di vista psicologico. È necessario che tutti gli elementi combacino nella lotta contro la malattia. Direi che è indispensabile. È indispensabile che la tecnologia venga utilizzata nella maniera migliore per definire nella maniera migliore la malattia. È necessario che le terapie vengano dispensate, che vengano messe in atto nella maniera migliore possibile, ma è anche necessario altrettanto che i pazienti e i familiari vengano presi per mano e accompagnati
attraverso un lungo percorso che non è fatto solo di malattie che colpiscono delle persone, ma bisogna tenere in considerazione ovviamente la persona che è affetta da una patologia. Bisogna accompagnarla lungo questo percorso, e questo è fatto egregiamente da tutte quelle persone, dai medici, dagli infermieri, dagli psicologi, dai volontari. È una squadra che lavora all'unisono. Ecco, parliamo di come si è evoluta la malattia, dottore. Lei ovviamente è un medico esperto, con una grande esperienza, dunque ha visto, no, l'evoluzione nel tempo di questa malattia, anche, diciamo, l'eventuale aumento o diminuzione dei casi, ecco, e anche per quello che riguarda l'età. Che è l'età, insomma, nella quale noi possiamo dire, beh, è una malattia dei giovani, è la malattia degli anziani, non c'è età. Ci spieghi un po' com'è da questo punto di vista, un po' i numeri, le casistiche di questa malattia? Per leucemie, linfomi, mielomi, diciamo, sono patologie, i tumori ematologici in generale colpiscono tutte le fasce di età, dai bambini fino alle persone adulte. C'è da dire che nella fascia emotivamente più delicata, che è quella dei giovani adulti, le malattie oncoematologiche sono probabilmente tra le più frequenti, quindi noi più di altri ci troviamo a dover accompagnare, trattare ragazzi che vanno dai 15 ai 30 anni, che ovviamente tutto vorrebbero fare tranne frequentare il dottore Consoli o il reparto di oncoematologia. Allora, noi già abbiamo superato la prima parte della nostra trasmissione, quindi fra poco, dottore, le sottoporrò qualche domanda. Francesco, i riconoscimenti internazionali, abbiamo detto 9 premi appunto a New York, all'International Gold Award di New York, si è aggiunta a Parigi con un altro premio importante. Che cosa significano, oltre alla soddisfazione personale? Significa che è stato fatto un buon lavoro, che ci abbiamo messo cuore, che ci abbiamo messo passione, la passione di tutti coloro che hanno lavorato. Io vorrei ringraziare innanzitutto l'AIL, l'Associazione Italiana Leucemici, che ci ha supportato in questa vicenda, insieme a Gilead, che ci ha dato una mano a stendere il progetto, ma anche tutti gli attori che hanno prestato la propria opera e i tecnici, fino ai tecnici Faeria e poi i 2 protagonisti Giulia Vitaliti e Gabriele Vitale, senza dimenticare ovviamente gli attori che avete visto nel trailer, Maria Grazia Cucinotta, Tiziana Lodato, Carmelo Caccamo, Cosimo Coltraro, straordinari attori, insomma, siciliani. Quando si riesce a mettere nei panni di attori, personaggi anche amati, ricordiamo che tra l'altro la protagonista femminile è amatissima, insomma, sui social, sì, no? 3 milioni di follower su TikTok, una cosa incredibile. Quindi, insomma, rappresentano, sono un viatico, mettiamola così, no? A volte anche per guardare dentro se stessi, o forse anche per dire vado a farmi un controllo. Esatto. Potrebbe essere anche una chiave, quella. I ragazzi sono stati proprio coinvolti in tutta questa vicenda. Hanno visto anche, mentre recitavano, i ragazzi che sono guariti, che venivano a fare le comparse. Ci sono state delle scene in cui ci siamo proprio divertiti, anche insieme al dottore Consoli, a vedere questo incontro tra mondi assolutamente differenti che fanno riflettere da una parte e dall'altra. Allora, noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, ritorniamo tra pochissimo, continuiamo a parlare di questo film pluripremiato a livello internazionale che è Destini Avversi, con Francesco Santocono e con il dottore Consoli, e tra poco. Siamo tornati in studio con il regista e sceneggiatore di Destini Avversi Francesco Santocono e con il dottore Ugo Consoli in collegamento. Stanno arrivando dei quesiti, dottore, fra pochissimo le girerò qualcosa. Francesco Santocono ha già raccontato in passato con il film ispirato ovviamente a Freddie Mercury, diciamo l'AIDS, la lotta all'AIDS, no? Qualcosa di a volte un po' sopito, come quel sottobosco che non si va mai a controllare, l'ha riportato a galla. Adesso il tema delle leucemie. Ora, fuori di dubbio che diciamo anche che la funzione di Francesco Santocono come responsabile della comunicazione del grande nosocomio, appunto, Ernest
Garibaldi influenza un po' anche, no, le tue tematiche. Quanto sottobosco ancora c'è da esplorare nell'anima della gente che soffre, che ha delle patologie? Ti stai già concentrando su qualcosa? Sì, devo dire che questi due lavori hanno stimolato l'attenzione di tanti addetti ai lavori che sono rimasti, diciamo, favorevolmente colpiti dall'uso della cinematografia per quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione. E devo dire che ho ricevuto moltissime richieste anche da professionisti in altri settori. Vediamo, le valuteremo, non vorrei sobbalcarmi troppo lavoro, vabbè, però devo dire divertente. Lavorare con il dottore Consoli è stato straordinario perché ho imparato tantissime cose e mi ha permesso di crescere anche nella mia stessa professione. Diciamo che abbiamo sperimentato un percorso all'ospedale Garibaldi che è stato peraltro premiato anche in numerosissime occasioni. Noi abbiamo grande speranza e grande voglia di sentire che nella terra dalla quale vi trasmettiamo, che in Sicilia ci sono tante strutture importanti, tanta buona sanità fatta da buoni e grandi professionisti. Vorrei aggiungere una cosa, vorrei aggiungere che puoi lavorare bene in questa direzione se hai una direzione strategica che ti supporta. Il dottore De Nicola prima, il dottore Giammanco adesso sono sempre pronti a supportare azioni di questo genere per quanto concerne la sensibilizzazione. E quindi insomma con il dottore Consoli, come dire, quasi, no? Il feedback che chiedo è proprio questo, cioè il capire che si può guarire, che si guarisce. Sono più i guariti, no? Forse che i casi che si perdono, dottore. Sì, certamente. Questo è un messaggio incoraggiante che bisogna sempre far tener presente, fare in modo che i pazienti e i familiari tengano presente. Ma il messaggio più incoraggiante, secondo me, è il fatto che oggi in Sicilia noi siamo in grado di garantire qualsiasi terapia innovativa presente sul panorama terapeutico. Possiamo fare un esempio, dottore, per favore? Ma per esempio, se consideriamo le nuove terapie cellulari, che sono delle terapie che non sono più chemioterapie, che è un nuovo approccio terapeutico, consideri che negli ultimi 10 anni soltanto un chemioterapico nuovo è stato brevettato, laddove invece ci sono decine e decine di nuove strategie terapeutiche. Penso ai nuovi anticorpi monoclonali e soprattutto alle terapie con le cellule CAR-T, laddove si ingegnerizzano dei linfociti del paziente per insegnarli ad andare a colpire le cellule tumorali in maniera molto specifica. Questo approccio terapeutico ha cambiato la prognosi in pazienti che altrimenti non avrebbero avuto alcuna chance terapeutica, e la cosa più incoraggiante è che in Sicilia siamo in grado di garantire questo tipo di terapia a tutti i nostri pazienti, quindi non c'è più bisogno di andare fuori. Ovviamente possiamo all'interno della nostra regione affrontare un percorso terapeutico che è completo. Questo è certamente il messaggio più incoraggiante. Sotto l'egida del Servizio Sanitario Nazionale, questo insomma noi lo sottolineiamo. Buongiorno, sono un ammalato di mieloma multiplo. Non è una domanda medica, ma vuole sapere dove può vedere il film di cui state parlando. Grazie. Allora. Stiamo lavorando per fare in modo che lo possano vedere tutti gli italiani, quindi non appena avremo risposte precise, ma questione di settimane, lo faremo sapere. Assolutamente, anche attraverso i nostri canali. Certamente sì. Allora, sono un ammalato... no, scusi dottore, stavo ripetendo la stessa domanda, invece è questa. Allora, di recente ho fatto degli esami del sangue, dottore, per lei. Il protidogramma risulta alterato in diversi valori. È consigliabile fare una visita ematologica, ci scrive Ciro? Per questo tipo di informazioni conviene sempre rivolgersi al medico di medicina generale, il medico curante, che è il direttore d'orchestra. Il ruolo del medico di medicina generale è importantissimo, è quello che deve dare delle informazioni e deve guidare il paziente nel percorso da fare poi con gli specialisti. L'Arnas Garibaldi ha un ufficio che si chiama CAO, è un centro di accoglienza oncologica,
per cui nel momento in cui dovesse esserci il sospetto di una malattia oncoematologica o oncologica, si può direttamente contattare il centro di accoglienza oncologica saltando così il numero verde, CUP, eccetera, e si troveranno dall'altra parte del filo al telefono del personale formato, sono degli infermieri che fanno un primo triage, quindi possono indirizzare direttamente. Non perdere tempo al momento della diagnosi è un aspetto molto importante nel percorso terapeutico. Allora, per fare prevenzione con questa malattia basta fare spesso le analisi del sangue? È una bella domanda. Purtroppo in ematologia non c'è molta prevenzione perché le malattie nascono improvvisamente, è difficile prevenire l'insorgenza di una leucemia o di un mieloma. Bisogna semplicemente cercare di fare una diagnosi precoce, quindi cercare di riconoscerla prima possibile. Per questo ovviamente ci sono sia i medici di medicina generale sia le strutture specializzate. Gli esami da fare, gli esami vanno fatti spesso, bisogna tenersi sotto controllo, poi bisognerebbe definire cosa vuol dire spesso, certo non una volta alla settimana, però 1 o 2 volte l'anno fare uno screening è ragionevole. È ragionevole. Allora, sono figlio e nipote di una madre e una nonna che si sono ammalate di leucemia. Esiste la familiarità in questa malattia? Non c'è esattamente una familiarità, però all'interno di gruppi familiari, laddove all'interno di una famiglia c'è stato un caso di leucemia, di mieloma, di linfoma o quant'altro, è più frequente che ci siano dei secondi casi. Quindi va sempre, come si dice, va sempre messa in atto una sorveglianza, però non è esattamente quella che vengono, queste malattie non sono esattamente definibili come malattie ereditarie. Bene, allora ci fermiamo qui con le domande anche perché il nostro tempo è praticamente scaduto. Quando andrai o andrete a ritirare questi premi, tra l'altro Francesco io li voglio dire, allora i Gold Award sono stati ottenuti per miglior cortometraggio, miglior film drammatico, migliore commedia, no? Sì. Migliore attrice protagonista esordiente Giulia Vitaliti, migliore sceneggiatura, migliore regia Francesco Santocono, e poi c'è un altro, eccolo qua, gli International Gold Awards, e poi c'è un altro premio, mi fa molto piacere perché questo fa parte dei tuoi, come dire, del tuo affidarti alle persone, migliore canzone originale, la canzone di Santocono, Pedicone e Zimbone, e c'è ovviamente il zampino di Lino Zimbone sì, che esatto, è sempre esatto. presente con te. Avete sentito che è anche autore della canzone, quindi non so più veramente come altro presentarlo, Francesco Santocono. Dottore, lei mi capisce naturalmente. In realtà è una vecchia canzone che abbiamo ripreso, insieme a Lino l'abbiamo rifatta. Grazie, in bocca al lupo. Quando andrai me l'hai detto pure sto messaggio? No, non te l'ho detto presto, andremo molto presto. Va bene, allora a partire dalla nostra sigla la facciamo partire. Grazie dottore Consoli per essere stato con noi, grazie a Francesco Santocono. Il nostro Focus torna domani alle 14:30. Buon pomeriggio.